Ancora buongiorno e bentrovati, grazie per essere con noi. Parliamo subito della manifestazione di stamane a Cagliari della Consulta Rivoluzionaria. Chiede, lo abbiamo detto nei titoli, una svolta all'insegna della sovranità e le dimissioni di giunta e consiglio regionale. C'è Stefano Fioretti. L'hanno gridato a gran voce sollecitando le dimissioni dell'attuale classe politica regionale accusata di totale fallimento, rilanciando la necessità di un cambio epocale ben oltre l'autonomia. E sovranità oggi la parola d'ordine della Consulta Rivoluzionaria per una reale svolta storica. Sovranità è una parola magica che separa tra le due forze che vogliono il progresso, l'emancipazione e la liberazione e chi si ostina a mantenere la conservazione. I sardi si devono decidere di delegare e di dare un peso specifico fortissimo ai voti e al senso nazionalitario della Sardegna. Non è più possibile che lo Stato italiano incassi i nostri tributi e poi renda alla Sardegna quello che gli pare e gli piace. Noi al governo della Sardegna applicheremo immediatamente l'articolo 9 unilateralmente e istituiremo l'Agenzia delle Entrate Sarde. Via Roma Cagliari blindata dall'Assemblea del Popolo Sardo convocata davanti al Consiglio regionale dove si è scritta, è stato detto, la prima pagina del nostro libro dei sogni. La consulta è la dimostrazione che oggi i cittadini sardi hanno deciso di prendere le proprie responsabilità, il proprio futuro nelle proprie mani e di non delegarlo ad oltranza. Nel giro di una settimana e 10 giorni sarà un'altra grande manifestazione dove molto probabilmente saremo molto più decisi affinché questi vadano via. Sono arrivati da tutta la Sardegna rappresentanze dalla Gallura, dal Nuorese, ovviamente dal Sulcis, per rivendicare la sovranità del popolo sardo, ed è una rivendicazione questa che accomuna anche le due isole maggiori d'Italia. Crediamo nell'unione delle forze. Le Alcatraz d'Italia, la Sicilia e la Sardegna devono poter rivendicare il loro diritto di essere più che italiani. Non solo indipendentisti, in piazza anche tra gli altri movimenti di commercianti e artigiani, gli anti-Equitalia, pensionati e studenti. Noi è oltre 2 anni come artigiani e commercianti liberi che stiamo protestando, non sono stati in grado di trovare una soluzione ai nostri problemi. L'avvertenza anti-Equitalia che Cappellacci aveva inizialmente impugnato, poi c'è stato pian piano un indebolimento, riteniamo che debba essere ripreso quantomeno per avere una moratoria. Noi non vogliamo andarcene via dalla nostra terra, noi vogliamo stare qua e vogliamo lavorare dove siamo nati, e quindi vogliamo delle politiche di sviluppo che ci possano consentire un giorno di trovare un posto di lavoro dove viviamo.